Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre. Oggi tanti i collegamenti con le nostre redazioni, parleremo di politica, parleremo dell'autonomia, ma in primo piano anche la cronaca, perché c'è stato un omicidio ed un tentato omicidio a Verona. Lite tra giostrai che è finita con una sparatoria, morto uno dei feriti, è successo ieri sera a Villafranca di Verona, nella zona vicino alle piscine comunali. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire i motivi che avrebbero scatenato la lite finita con alcuni colpi di pistola che hanno ferito 3 persone. Una di queste, un uomo, è morto in ospedale dopo il ricovero, un altro è in gravi condizioni. La lite sarebbe scoppiata, pare per futili motivi, coinvolgendo una famiglia di giostrai che partecipa all'antica Fiera dei Santi Pietro e Paolo, in programma dal 28 al 30 giugno. Il sindaco di Villafranca di Verona, Roberto Dall'Oca, ha manifestato l'intenzione di annullare la fiera. In seguito all'episodio è stata dunque aperta un'inchiesta per omicidio e per tentato omicidio. Ovviamente ulteriori particolari di questa vicenda accaduta in provincia di Verona ve la forniremo nel corso di questa nostra prima edizione e anche nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto alle 18:30. Continuiamo con la cronaca e andiamo a Treviso, perché ieri l'avete sentito investito ed ucciso da un'auto un ciclista, e vediamo subito sullo schermo il nostro Christian Arboit con le novità di questa ennesima tragedia della strada. Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Stavo parlando con questa signora che è appena arrivata proprio adesso con questo fiore. Mi sembrava un gesto semplice per ricordare questa vittima della strada, l'ennesima. C'è un problema grosso di sicurezza. È vero che ci sono anche dei comportamenti a volte non troppo corretti da parte di noi ciclisti, da parte dei pedoni, però penso che ci sia bisogno di fare una riflessione importante proprio sulla sicurezza sulle nostre strade. Ecco, quindi il suo è un gesto veramente di pietà umana, perché tra l'altro, Daniela, ecco, sono partito da questa testimonianza della signora. Signora, se può rimanere un attimo con noi, riavvolgiamo il nastro. Ieri sera eravamo in diretta verso le 8, mi trovavo qui per questa ennesima vittima sulla strada, ennesima vittima in provincia di Treviso, questo ciclista di cui non è ancora nota l'identità. Questo ciclista che è stato travolto sulle strisce pedonali, siamo in Viale Europa, è stato travolto e ucciso sulle strisce pedonali. Il ciclista è stato appunto colpito dall'auto, c'è stato questo urto, qui ha sbattuto violentemente il capo, sono ancora visibili le tracce di sangue, poi è caduto a 2-3 metri di distanza. Adesso qui ovviamente le tracce di sangue sono state ripulite, coperte. A investirlo un uomo, classe 1953, quindi di 71 anni, un trevigiano che si trovava alla guida di una Fiat tipo di colore scuro, un uomo molto noto nel volontariato nel mondo sportivo, che subito si è fermato a prestare soccorso. Nonostante questo è stato aperto comunque un fascicolo per omicidio stradale, è stato sequestrato il mezzo, ma è stato sequestrato anche il telefonino. Ultimamente anche i sequestri di telefonino sono di fatto automatici, perché le distrazioni sono tra le cause principali il più delle volte, ma le indagini sono per l'appunto in corso. La polizia locale si sta muovendo nei pressi di questo luogo con una fotosegnaletica che ho visto ma che non possiamo dare per motivi di privacy. Ho parlato anche con il comandante della polizia locale Andrea Gallo. In questo frame che probabilmente, ecco, non so Nicoletta se riusciamo a inquadrare le telecamere, ecco, frame che è stato appunto
registrato da quelle telecamere. Si vede quest'uomo in bici, brizzolato, carnagione e chiara sembrerebbe, e appunto capelli bianchi brizzolati. Con questo frame, con questa foto, gli agenti della polizia locale si stanno muovendo alla ricerca di testimonianze, perché per l'appunto sono passate tante ore e l'identità di quest'uomo non è ancora nota. Ieri sera ero qui sul posto e ho raccolto diverse testimonianze. Diciamo che i residenti sono davvero esasperati, parlano di una via dove si corre parecchio e dove gli incidenti sono all'ordine del giorno. Sentite cosa ci hanno detto ieri sera. 2 giorni fa una macchina non è andata a sbattere su per il palo là, è una brutta rotonda sta qua. Quanti che ne succede? Dopo una donna si è cascata anche lei, l'ha presa con la bicicletta, sempre qua. Si sa da sempre questa situazione che è una cosa grave, perché qui biciclette, anche io la stessa ho la bicicletta, stamattina uno mi stava venendo addosso, io passo sempre tra l'altro a piedi nelle strisce, non hanno mai messo dei rallentatori, e qui quando ci sono, l'altro giorno che è successo, questa macchina che secondo me era il cellulare, ha preso in pieno tutto quanto il cartello che hanno sostituito da pochi giorni, e non ha minimamente frenato, l'ha preso in pieno. Se c'era una persona che andava con una carrozzina, una bambina, dei bambini che giocavano, che qui è pieno perché abbiamo scuola e istituto, devono prendere in mano la situazione perché è una vergogna. Qui è veramente pauroso perché corrono e fanno la sera fanno le gare con le macchine qui la sera. Sì, macchine, moto e tutto, e non hanno mai messo i rallentatori. Perché non lo fanno? Adesso chi è che ci ha rimesso la vita a una persona? Chissà che adesso, come ho detto io 10 giorni fa, casca il morto, che facciano veramente qualcosa, perché è una vergogna. Qua corrono sempre, anch'io che vado sempre via con i bambini devo sempre stare attenta perché corrono, non rispettano. Infatti, come diceva la signora lì, hanno buttato giù il palo 3 giorni fa, così è insostenibile la cosa qui. Diciamo che io che percorro questa strada tutti i giorni in bicicletta e vedere gente che non rispetta le precedenze, che non rispetta i stop, gente che corre come disperati, per chi ha la bicicletta che deve andare a lavorare non è tutelato. Che è il concetto, Daniela, che ci ha ripetuto pochi istanti fa un signore, sentirete la sua testimonianza nelle prossime edizioni, un signore che appunto stava passeggiando in bicicletta e ci ha detto: questo tratto è pericolosissimo, chiediamo da tempo dei dissuasori, non si può vivere tranquilli. Irene Tonolo è rimasta con noi, grazie davvero. Irene che si è appunto presentata con questo fiore, naturalmente la speranza di tanti è che si riesca a risalire perlomeno all'identità di questo. Certo, almeno poterlo ricordare. Noi non lo conoscevamo, ma è uno di noi, ecco, un membro della nostra comunità, e quindi mi sembrava giusto così poterlo ricordare anche solo con un semplice gesto. Siamo tutti parte di una stessa comunità, ecco. Grazie Irene, grazie davvero. Allora nel salutarti Daniela, allora ti riepilogo questo, ovvero mentre Irene depone questo fiore, questo gesto di altruismo, di pietà umana, se non altro, mentre appunto la polizia locale continua le sue indagini, continua appunto la priorità ora è risalire all'identità di quest'uomo, probabilmente di mezza età, carnagione chiara, capelli brizzolati. C'è un fascicolo per omicidio stradale in procura, sotto sequestro, dicevamo prima, il mezzo e anche il telefonino. Questa mattina ho sentito anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, che si dice ovviamente dispiaciuto per l'accaduto e lancia una grande iniziativa di sicurezza stradale. Nel lanciare Conte saluto e ringrazio Nicoletta Rizzetto, a voi la linea. Sono molto dispiaciuto per questo incidente che tra l'altro ha visto coinvolto una persona che è anche venuta a mancare, e tra l'altro anche il conducente dell'auto si sta molto male, ovviamente, perché quello che è successo è davvero brutto. Lì stiamo parlando di una pista ciclabile perfettamente a norma, da poco realizzata, in massima sicurezza, quindi le dinamiche sono ancora da valutare. Siamo in corrispondenza di una rotonda, quindi non credo nemmeno che sia un tema di velocità in questo caso, probabilmente distrazione o mancata visibilità, però ripeto, stanno ancora
cercando di capire le dinamiche dell'incidente. È evidente però che serve un richiamo a tutti nel momento in cui ci mettiamo in una strada, che sia a piedi, in bicicletta, in motorino, in moto o in automobile, dobbiamo tutti quanti prestare maggiore attenzione, e quindi è mia intenzione con la polizia locale lanciare una campagna di sensibilizzazione perché ognuno di noi presti molta più attenzione. Dobbiamo mettere via i telefonini, dobbiamo toglierci le cuffiette quando siamo in bicicletta e soprattutto quando si è in strada, indipendentemente dal mezzo, dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo, che è quello di percorrere quella strada, perché noi possiamo fare le strade più sicure del mondo, ma la distrazione è comunque un elemento che rende insicura anche la strada più sicura. E quindi adesso attendiamo di capire quali sono le dinamiche di questo incidente, però è fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte, quindi ci si mette in strada con la testa sulla strada, ci si tolgono le cuffiette e non si usa il telefono. Quindi è una campagna attraverso cartelloni, una campagna nelle scuole, nelle università della terza età, che cosa? Utilizzeremo tutti i mezzi possibili, dai social ai media, agli incontri anche in strada e nelle piazze, in mercati, però è fondamentale che questa campagna arrivi a quanti più cittadini possibili, perché fondamentalmente ognuno di noi nella propria giornata percorre un tratto di strada, che sia lungo o corto, che sia all'interno del comune o fuori comune, però tutti noi per fare la spesa, per andare a lavorare, per andare a scuola, comunque ci mettiamo in strada, e quando lo facciamo dobbiamo farlo nelle condizioni giuste. Quindi l'impegno dell'amministrazione è quello di creare da un punto di vista infrastrutturale le condizioni. Ai cittadini chiedo maggiore attenzione e maggiore sensibilità. L'automobilista ovviamente sarà indagato per omicidio stradale, avete sentito, sequestrati in mezzo e il cellulare, e si tratta dell'ennesima vittima della strada, l'ennesimo incidente stradale mortale nella Marca. Solo un paio di giorni fa ricordate il 41enne che è stato travolto da un tir nella strada, nell'autostrada A27 verso il Fadalto mentre cercava di segnalare un'auto in panne. Insomma, davvero un'escalation di incidenti gravissimi, mortali, e troppe vittime della strada. E dobbiamo parlare ancora di vittime della strada. Ci spostiamo a Mestre, sul cavalcavia, dove ricorderete c'è stata la strage del bus. Sentiamo le novità dalla nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui con il cavalcavia alle spalle, il cavalcavia dove la sera dello scorso 3 ottobre il bus è precipitato giù, 22 persone hanno perso la vita, tra cui l'autista Alberto Rizzotto, 14 invece sono rimaste ferite. Perché siamo qui? Perché oggi c'è un altro sopralluogo alla presenza dell'ingegner Placido Migliorino, detto il Mastino, che forse riusciamo a vedere anche inquadrato in lontananza grazie allo zoom, perché sta seguendo le operazioni dei tecnici. Qual è il motivo di questo sopralluogo? Ebbene, circa un mese fa il Comune di Venezia ha chiesto alla Procura il dissequestro dell'area proprio perché si possano continuare ad eseguire i lavori che erano iniziati in realtà lo scorso settembre, lavori di sostituzione di guardrail e parapetto, e quindi l'ingegner Migliorino si è recato proprio qui per questo sopralluogo in modo da permettere questo tipo di interventi che poi andranno a sostituire appunto guardrail e parapetto, e quindi dissequestrare definitivamente l'area del tragico incidente. È proprio lui a dire ai tecnici dove tagliare e come farlo per non correre il rischio di rovinare o comunque compromettere appunto il materiale di indagine. Poi tutto il materiale verrà portato alla caserma Matter, dove si trova anche il mezzo, ovvero il bus. Ricordiamo che in origine si trovava nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo in via Torino, poi invece è stato spostato. Quindi questa è una giornata importante proprio perché l'area viene dissequestrata e avviene alla presenza del famoso Mastino. C'è anche ovviamente la PM che segue l'indagine, e abbiamo visto anche da qui in lontananza, perché questo è l'unico posto dove ci ha concesso di poter rimanere per avere comunque delle immagini, delle inquadrature in cui si possa vedere bene grazie allo zoom quello che sta succedendo, e anche il comandante, dicevo, della polizia locale Agostini.
quindi vedete che i tecnici stanno proprio lavorando, in questo momento stanno segando proprio una parte del guardrail, l'ingegnere Migliorino si trova poco distante perché sta seguendo passo dopo passo le operazioni. Ricordiamo che il tratto è chiuso dalle 9:30 di questa mattina e rimarrà così fino al primo pomeriggio. Inevitabili i disagi alla circolazione, 5 le pattuglie della polizia locale dislocate nei punti critici proprio per permettere ai mezzi di poter passare. Il traffico è intercettato all'altezza di Fincantieri, invece per quanto riguarda quello pesante non potrà proseguire per Mestre. Ovviamente tra l'altro ci sono stati anche dei micro incidenti, quindi c'è stato qualche disagio in più alla circolazione, ma comunque sta procedendo tutto sommariamente bene. Un'altra cosa però importante da dire è che siamo ancora in attesa di capire e di conoscere l'esito delle perizie, in particolare quella effettuata dall'ingegnere Migliorino, che si è recato qui sul posto ben 2 volte per effettuare dei sopralluoghi e che ha depositato lo scorso 28 febbraio, ma ancora è tutto top secret. Importante sarà anche sapere dunque che cosa ne emerge da questa perizia, e poi anche la questione che riguarda lo sterzo del bus, di cui noi poi nei mesi seguenti all'incidente abbiamo parlato diffusamente. Ecco, questo quello che sta accadendo qui questa mattina sulla cavalcavia di Mestre. Ricordo ancora una volta ai telespettatori che ci stessero ascoltando che rimarrà chiuso al traffico ancora fino più o meno al primo pomeriggio, dalle 13 alle 14 circa, per permettere queste operazioni di poi sostituzione guardrail e parapetto. Parlavamo prima di incidenti stradali, molti quelli che abbiamo visto purtroppo negli ultimi giorni, anche nel Trevigiano, come dicevi poco fa tu Daniela. Purtroppo ce n'è stato uno molto grave anche ieri sera nel Veneziano, nella zona di Dolo, nello specifico alla stazione di Arino di Dolo, dove una ragazza di 20 anni ha perso la vita. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Tragedia in autostrada lungo la 4 all'altezza di Arino di Dolo, dove in seguito ad uno scontro tra mezzi ha perso la vita una ragazza di 20 anni. Il fatto la notte scorsa, poco prima delle 22:30 di mercoledì, appunto 19 giugno. Lo schianto mortale tra una Fiat Panda con un mezzo pesante poco prima della deviazione per la 57, a perdere la vita la ventenne che viaggiava a bordo come passeggera della Panda, rimasta, come testimoniano le immagini, letteralmente accartocciata dopo la collisione con il tir. Per la ragazza inutile ogni tentativo di soccorso, con i primi aiuti prestati da un vigile del fuoco di Udine di passaggio, che ha tentato di rianimarla con le operazioni di rianimazione cardiopolmonare, quindi l'arrivo dei soccorsi del SUEM, ma purtroppo il medico ha dovuto dichiararne la morte. Ferito in modo lieve il conducente della Panda, trasferito in ospedale, illeso l'autista del mezzo pesante. Sul posto, con i vigili del fuoco arrivati da Mira e Padova, che hanno messo in sicurezza i mezzi, i coadiuvati soccorsi del SUEM, la Polstrada e personale ausiliario della CAV. Durante l'operazione di soccorso l'autostrada è rimasta bloccata. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate mezz'ora dopo la mezzanotte. E ancora cronaca, andiamo nel Trevigiano con un malore fatale nel sonno. È morto un imprenditore di 29 anni, è accaduto a Treviso. Trovarlo a letto privo di sensi sono stati proprio i familiari. Inutile l'intervento di medico e infermiere del SUEM 118, giunti con ambulanze e automedica, vano ogni tentativo di rianimazione. La morte era sopraggiunta di notte nel sonno. Grande shock nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere per l'improvvisa scomparsa all'età di appena 29 anni di Simone Cianne, imprenditore e titolare di un'azienda di giardinaggio che viveva da qualche tempo in un appartamento di via Ghirlanda. L'ultimo saluto sarà celebrato venerdì 21 giugno alle 15:15 nella chiesa parrocchiale di Santa Bona a Treviso. Ed ora parliamo invece, andando a Padova, dell'omicidio Caruso. La Cassazione ha accolto il ricorso dei difensori di Valentina Boscaro e la giovane potrebbe ora andare ai domiciliari.
Valentina Boscaro, la 32enne padovana condannata a 24 anni di reclusione in primo grado per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso, accoltellato al torace nel settembre del 2022, potrebbe uscire dal carcere. La Corte d'Assise di Padova, infatti, quando l'ha condannata nell'ottobre del 2023, aveva deciso il trasferimento in carcere dai domiciliari. Ora invece la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai suoi avvocati, chiedendo dunque al Tribunale di Venezia di fissare un'udienza per discutere il ricorso. L'obiettivo dei difensori è quello di tornare ai domiciliari con braccialetto elettronico, misura già in vigore nei confronti di Valentina Boscaro per 1 anno e mezzo tra custodia cautelare e processo. Un periodo nel quale sarebbe stato evitato il pericolo di fuga e di reiterazione del reato grazie appunto ai domiciliari e al braccialetto elettronico. Intanto il 24 giugno sarà pronunciata la sentenza del processo d'appello. Ed ora parliamo invece della tragedia della 27 con la morte, ve l'avevo detto prima, dell'operaio di 41 anni che è stato travolto da un tir mentre stava aiutando una famiglia che era rimasta con l'auto in panne proprio in autostrada. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e ha sequestrato camion e telefonino dell'autista. Ovviamente sconcerto e dolore a Saletto di Breda di Piave, dove viveva assieme alla famiglia l'operaio Vasile Losif, che viveva con la moglie e i figli, che dicono è stato un eroe. Ho sentito la dinamica, l'incidente ha portato soccorso a una famiglia, ha salvato una famiglia e ha perso la sua. Cosa poi fa male perché quando ti alzi la mattina lo vedi tutti i giorni, insomma. E mi spiace per la famiglia, non posso altro che portare le condoglianze perché è una disgrazia grande. Amico e vicino di casa Denis D'Avanzo, carrozziere a Saletto, non riesce a trattenere le lacrime. Vasile Josif in paese si era fatto ben volere da tutti, prima di trovare la morte sulla 27, gettando nella disperazione la moglie Laura e i 2 figli minori. Al cancello della villetta, dove viveva da qualche anno e che stava ristrutturando con le sue mani, c'è un fiocco nero. Laura è all'interno, ma sotto shock. A portare conforto l'amico di una vita, Vajorel, padrino del figlio minore, arrivato dalla Romania dopo la tragica notizia. Non ha detto molto, semplicemente ci siamo stretti e abbiamo pianto. Queste sensazioni non le puoi esprimere in un altro modo. È dura perdere qualcuno in questo modo, così rapidamente. Un modo tragico sul quale la Procura di Treviso vuole fare chiarezza. Vasile, 41 anni, stava raggiungendo il luogo di lavoro, un cantiere autostradale, quando, vedendo un'auto in panne e una famiglia in difficoltà, si è fermato per portare aiuto. Una volta sceso dal mezzo ha iniziato a sbandierare per indicare la presenza del veicolo. È qui, tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto in direzione Belluno, che un tir lo investe e lo trascina per decine di metri. L'autista alla guida, un 55enne straniero ma residente nelle Marche, è ora indagato per omicidio stradale. Sotto sequestro sono finiti sia il mezzo pesante che il telefonino, perché non si esclude una distrazione. In corso tutti gli esami tossicologici, negativo l'alcol test. Vasile dal canto suo si sarebbe mosso per generosità, certo, ma anche forte della sua lunga esperienza proprio nella cantieristica su strada. Da quanto ne so era equipaggiato di tutto punto. Aveva anche l'elmetto, l'hanno trovato poco distante. Poco distante dalla casa di Vasile c'è la ditta dove lavorava, la De Zottis SPA. Siamo nel dolore, dicono i proprietari, ma quella di Saletto è una comunità attonita che parla di un atto di eroismo a partire dal sindaco. Ha scelto di fermarsi e di mettersi a disposizione, quindi per me ha compiuto un gesto eroico. Purtroppo non gli è stato riconosciuto. Era una persona molto calma, tranquilla, pacata, era molto amorevole nei confronti del figlio, della famiglia, ci ha veramente scosso. La cosa che più fa male perché tentando salvarsi una vita e alla fine ha perso la sua, un eroe. Che Dio la possa rendere più felice in quello mondo di là, credo. Un eroe. Per me è un eroe. Per Saletto una ferita che si riapre. 10 anni fa 2 operai della De Zottis morirono travolti da un tir sul passante di Mestre. Erano entrambi amici e colleghi di Vasile. Parlano i suoceri di Francesco Villace. È un grande dolore.
è un brutto ricordo, perché torniamo a riaffiorare i ricordi di una volta, 10 anni fa. Purtroppo dispiace. Erano bravissime persone, mio genero, tutti sono brave persone, grandi lavoratori. Non si dà pace la signora Serenella, suocera di Francesco Villace, che nel 2014, accanto al collega Mauro Camerotto, venne travolto e ucciso da un tir mentre stava lavorando sul passante di Mestre. Anche loro, come Vasile e Iosif, operai della De Zottis SPA. Serenella, con il marito Sandro, vive a poche decine di metri dalla casa del 41enne morto in A27. La tragica fine dell'uomo è sale su una ferita mai rimarginata. 29 luglio, il giorno del compleanno di mia figlia. Cosa devo dire? Ho perso un figlio. Per fortuna ci sono le 2 bambine, ci sono i nipoti, però è una cosa difficile da dimenticare. No, hanno lavorato, mi sembra, un anno assieme, anche più. No, erano veramente amici e anche andavano d'accordo, perché Vasile, che veniva qua, mi chiedeva sempre: Francesco, ancora adesso, perché ogni tanto si trovava e si parlava di nuovo di Francesco. I ricordi personali si alternano alle parole dei sindacati. La tragedia in A27 per Antonio Ventura e Alessandra Fontana della Filt CGIL è frutto di un mix di fattori, compresi i cantieri eterni su quel tratto di autostrada che modificano la viabilità e aumentano i rischi per chi è alla guida. Di morte sul lavoro parla la UIL con Roberto Toigo. Di certo, per chi resta sono solo lacrime. Si torna sempre in Rio, no? Purtroppo bisogna sempre avere coraggio in avanti, e le robe che capita deve fare. Se lavora è quello, è un lavoro anche quello. È un lavoro che ha un puntino, ha una marcia in più sul rischio del lavoro. Però ragazzi, le robe che capitano nella vita bisogna fare. Fa male, perché mio Francesco gli era una, mamma mia, che un genero. Era una roba grande. Purtroppo mi dispiace per la famiglia di Osil. No. Chissà che Epi tiene coraggio di andare avanti su moglie, con i 2 figli. Mi restano le bambine, è l'unico ricordo di mio genero, almeno quelle, però resta sempre qui, nel mio cuore. Ed ora andiamo nel Vicentino ed esattamente a Schio. Non si rassegna alla fine della relazione, perseguita la ex, arrestato dai carabinieri di Schio. Finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Le indagini condotte dai carabinieri di Schio sono iniziate nei mesi scorsi, quando la convivente dell'indagato aveva denunciato di aver subito maltrattamenti sia fisici che psicologici. La donna era stata quindi collocata in una struttura protetta, ma con il passare dei mesi l'uomo, non rassegnatosi alla fine della relazione, seppur sottoposto alla misura di prevenzione dell'ammonimento, aveva reiterato delle condotte persecutorie, arrivando a diffondere ad alcuni familiari, attraverso applicazioni di messaggistica istantanea, dei video a contenuto sessualmente esplicito. I carabinieri lo hanno rintracciato e condotto in carcere a Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimaniamo sempre nel Vicentino, parla il barista di Via Trissino, vittima di un'aggressione scaturita dopo il suo rifiuto di servire alcolici. Aveva rifiutato di servirgli alcolici, avendo già notato il suo stato di ubriachezza ed essendo in orario di chiusura. Di lì il cittadino di origine nigeriana ha impugnato il bastone, iniziando a rompere le suppellettili, e poi con una bottiglia ha iniziato a minacciare il titolare del bar di Via Trissino, intimandogli di versargli da bere. E gli è stato detto che eravamo in chiusura e non potevamo servire più, perché già erano le 9:30 e dovevamo chiudere. Lui ha cominciato a sbattere sedie, a buttare sedie per terra e l'abbiamo dovuto cacciare fuori. Intervenuta la polizia, che l'ha portato in questura e denunciato per minacce, danneggiamento e ubriachezza molesta. Zona non nuova a questo tipo di episodi, per cui si ripropone tra i commercianti il tema della sicurezza. Io la mattina arrivo qua che sono le 4:30, che per prepararmi le brioche io mi chiudo dentro e apro solamente a chi vedo, che conosco, che posso aprire, ma se no io mi chiudo dentro e non apro a nessuno.
Ed ora andiamo invece a Trieste, in Friuli, dove c'è un'imponente indagine condotta dall'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza che ha stroncato un traffico di merce contraffatta che, se immessa sul mercato, avrebbe garantito introiti per 20 milioni di euro, traffico analogo stroncato anche verso la Germania. 160.000 fra capi di abbigliamento ed accessori di numerosi marchi nazionali ed internazionali sono stati sequestrati al termine di un'imponente operazione condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trieste e dalla Guardia di Finanza triestina. La merce era stata rinvenuta in un container proveniente dal porto turco di Pendik, intercettato nello scalo Giuliano, e riportava perfettamente riprodotti i loghi di aziende fra le più importanti a livello mondiale. Il carico insolitamente eterogeneo e il coinvolgimento di società estere non direttamente collegate al settore del commercio di abbigliamento hanno portato ad un approfondimento del controllo sui beni, che si presentavano di ottima fattura sia per la realizzazione che per il confezionamento. Le perizie, affidate direttamente alle aziende titolari dei vari loghi, hanno consentito di classificare i prodotti come contraffatti. Inoltre, accertamenti ulteriori hanno consentito di risalire ad un'altra e speculare spedizione che, transitando per il nostro paese, stava per raggiungere la Germania, e di sequestrare 74.000 ulteriori articoli fra abbigliamento, borse e calzature. Se fossero stati messi sul mercato, i capi di abbigliamento e gli accessori posti sotto sequestro, in entrambi i casi occultati da articoli tessili trasportati regolarmente, avrebbero garantito introiti per quasi 20 milioni di euro. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio e parleremo di autonomia anche con il senatore Martella, e poi torneremo a parlare ancora di cronaca. Grazie. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora parliamo di autonomia. Con il sì definitivo alla Camera è passato il disegno di legge sull'autonomia differenziata, che di fatto diventa legge. Una vittoria storica per il Carroccio, un iter sofferto dal referendum all'approvazione durante il governo Meloni, diverse le voci che si sono alternate nella giornata importante per il Veneto. Presenti 262, votanti 271, maggioranza 136, favorevoli 172, contrari 99, la Camera approva. Tutti d'accordo nel definirla una giornata storica. Il doppio sì alla Camera e al Senato fa diventare legge l'autonomia differenziata. Dopo una seduta a fiume, 172 voti a favore, 99 contrari, passa il DDL Calderoli. Una riforma realizzata dal governo Meloni, ma che ha indiscutibilmente un unico padre, la Lega. Grazie al grande lavoro del ministro Calderoli, grazie a Luca Zaia, al vice premier Matteo Salvini, che l'ha posta al centro dell'agenda politica del nostro governo. Li ringrazia uno a uno Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, relatore dell'autonomia. Zaia da Roma convoca una conferenza stampa poche ore dopo la notizia. La lotta alle diseguaglianze, questa è la vera sfida, la sfida di un paese, come dicono gli esperti di federalismo, il federalismo è centripeto, cioè aggrega i paesi, il centralismo è centrifugo, li disgrega, quindi penso che sia un'azione anche verso l'unità. La Lega esulta ricordando gli esordi del referendum. I veneti avevano votato con la maggioranza assoluta, un plebiscito, il referendum nel 2017. Gli alleati orgogliosi, i meloniani non mancano di sottolineare il loro ruolo nella partita. Solo grazie al governo Meloni è arrivata l'autonomia differenziata. Forza Italia intanto manda un messaggio di unità. Questo provvedimento che finalmente comincia a dare un po' di autonomia a tutte le regioni d'Italia. Così il passionario in casa Lega, l'assessore regionale Roberto Mercato. Fratelli Italia dice che è merito della Meloni se abbiamo l'autonomia. Perfetto. Se questo è vero, le deleghe non LEP devono arrivare entro 15 minuti e quelle non LEP bisogna trovare le risorse e farle arrivare anche quelle. Dobbiamo continuare sulla strada della responsabilità amministrativa, predica il presidente di ANCI Veneto in quota Lega Mario Conte. Non c'è un comune in Veneto che sia in dissesto o in predissesto finanziario, significa che la cultura del buon governo e la sensibilità nei confronti dei nostri cittadini fa parte del nostro DNA. Ecco, questo
significa autonomia. Coloro che la temono sono coloro che sono abituati a chiedere esclusivamente aiuto a Roma. In aula tutta la notte la maratona notturna contro cui l'opposizione punta il dito. Durissimo questa mattina il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Si è consumato sulla pelle dei cittadini il vergognoso baratto fra autonomia differenziata e premierato. A Fratelli d'Italia il premierato, una riforma che scardina la nostra Costituzione, e alla Lega l'autonomia differenziata, provvedimento che cristallizza le diseguaglianze del nostro Paese. Ora toccherà alla Regione portare avanti le intese riavviando le trattative con Roma. Pronto il Veneto a chiedere il via libera per quelle materie 9 non soggette ai livelli essenziali di prestazione. Tutto questo dopo la promulgazione della legge da parte del Capo dello Stato. E proprio sull'autonomia e sulla giornata di ieri noi abbiamo chiesto che cosa ne pensano i cittadini. Esatto. Finalmente. Era ora, insomma, dai. Io l'ho votata di sicuro e stavo aspettando, dicevo, qua ormai non ci siamo. Finalmente il governo è riuscito, sono felice, sta bene. E va bene che gli altri, è inutile che dicano, impareranno eventualmente a risparmiare, chi spende troppo e via così, dai, ci fermiamo qua. Potrebbe quindi nettamente migliorare la situazione in Italia con l'autonomia, secondo lei? Per me sì. Perché lo so, la regione che è virtuosa come sappiamo, poi ne guadagnerà. Quella che è meno virtuosa imparerà a diventarlo, cioè non voglio criticare per carità, ma dai, è un bene per conto mio. Ho votato sì quella volta, non ho cambiato idea. Quindi è una cosa positiva secondo lei l'autonomia differenziata? Se fatta bene sì. Penso, mi auguro che venga approvata. Su quale tematiche secondo lei è importante l'autonomia delle regioni? Diciamo che sulla scuola e altre cose così è meglio che sia gestita a livello nazionale. La sanità c'è il pro e il contro, però penso che i centri di eccellenza ci saranno sempre in varie regioni, non è che un centro sia possibile in ogni regione. L'autonomia, se guardi le regioni limitrofe, può avere un senso se poi questa autonomia viene usata correttamente. Abbiamo dei vicini di casa che sono un esempio, possiamo anche dire sotto certi aspetti, però non so se è la soluzione per una nazione come l'Italia, avere 21 regioni autonome, anche se ce ne sono già 5, ma non lo so. Cosa potrebbe migliorare secondo lei? Tutto basta guardare il Trentino e noi della differenza, è tutto meglio. Sia l'autonomia quindi? Per me sì. Io sono d'accordissimo, da buona veneta sono d'accordo. Per me che ogni regione sia autosufficiente e si regoli come vuole è la cosa più giusta da fare. Non è possibile fare una cosa del genere in Italia, sono divisive queste cose, non ne abbiamo bisogno assolutamente. Peggiorerà la situazione in Italia? Penso di sì. Sicuramente. Sicuramente. Non si può dividere l'Italia in due, l'Italia è una. Sì. Anche queste cose che fanno, non le Fissare i livelli essenziali delle prestazioni non aiuterà? Non saranno in grado di farlo. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sull'autonomia differenziata delle regioni. Se usata in una maniera corretta può essere una cosa bella, se usata in una maniera corretta, perché siamo in politica e la cosa non è così scontata, no? Ma comunque potrebbe essere... Nasconde qualche rischio quindi secondo lei l'autonomia? Sì, perché i politici... Non voglio parlare male, no, ma lo sanno tutti che fanno quello che pare, allora è complicato. Dunque avete sentito questi i commenti a caldo dei cittadini. Io vedo già sul nostro schermo il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Non so se era collegato, ha sentito un po' opinioni ovviamente diversificate per quanto riguarda la giornata di ieri, chi contento, chi dice questa è potrebbe essere un atto che divide maggiormente l'Italia.
Sì, non ho avuto modo di sentire tutti i commenti, solo gli ultimi. Mi pare che sia la dimostrazione che l'opinione pubblica su questo tema in parte non è a conoscenza di che cosa prevede questa autonomia differenziata, perché questo non lo sa nemmeno il governo e né lo possono sapere i veneti. In parte c'è una preoccupazione che possa non semplificare la vita come sarebbe giusto, ma magari creare qualche problema in più ai cittadini, magari ampliando diseguaglianze nel campo della sanità, per esempio, che è una delle questioni principali che riguarda sempre i cittadini. Per conto mio dico che questa riforma, così come è stata approvata, è una riforma sbagliata nel merito. Purtroppo i nostri consigli, i nostri suggerimenti, le nostre proposte non sono state modificate, non sono state accettate. La maggioranza è andata avanti in un patto tra autonomia e premierato. Da una parte si distorce la Costituzione, dall'altra si produce un guscio vuoto, una scatola vuota, priva di risorse finanziarie, in cui non sono stati definiti i LEP e non c'è nemmeno un euro per poterli fare, con il rischio che se domani si dovesse applicare si possa creare una voragine nei conti pubblici, che poi finirebbe per essere pagata soprattutto dalle regioni del nord, cioè da quelle che producono di più, e quindi questo sarebbe paradossale. Ecco perché le preoccupazioni credo siano giuste, non tanto sul concetto di autonomia, quanto piuttosto su questa autonomia del governo di centrodestra, di Calderoli, che peraltro, parliamoci chiaro, ormai è una cosa che interessa solo a una parte della maggioranza di centrodestra, anche se gli altri l'hanno votata, e solo a una parte del gruppo dirigente della Lega. Ecco, concetto anche autonomia, anche premierato. Ho detto, si sono divisi in un baratto abbastanza vergognoso. A Fratelli d'Italia il premierato, a la Lega l'autonomia differenziata. Il premierato è stato approvato solo come dalla Camera, poi una legge costituzionale che avrà bisogno di vari passaggi. Rischia di essere davvero una riforma che svuota il nostro Parlamento e che crea una sorta di capocrazia, in cui non conta più il Parlamento ma conta il Presidente del Consiglio, in cui non conta più il Presidente della Repubblica nella sua funzione di garanzia, ma conta la figura del Presidente del Consiglio, dal quale tutto dipende. Ecco, è una distorsione di cui io penso la nostra Repubblica non ha bisogno e la nostra Costituzione non può essere calpestata. Dobbiamo sempre ricordarci che è figlia della lotta di liberazione, della resistenza e del concorso tra molte forze politiche per arrivare a definirla. E poi chiudiamo questa pagina di cui abbiamo parlato davvero tanto. Insomma, la Lega l'ha definita una giornata storica. Io purtroppo non ho sentito questa domanda, credo ci sia un problema di collegamento in questo momento, non ho sentito la domanda, chiedo scusa. Dico, per chiudere insomma, di questa pagina, la Lega insomma, ieri l'ha definita una giornata storica, quella, insomma, la giornata di ieri. Senatore, lei riesce a sentirmi oppure... No. Allora, vediamo se riusciamo a ricollegarci. Allora, magari mentre attendiamo di ricollegarci, magari se il senatore riesce a sentirci, tra i 60 membri della commissione Cassese che ha affiancato il ministro Calderoli nel cammino della legge sull'autonomia, anche il costituzionalista Mario Bertolissi, che ribadisce nessun rischio per la Costituzione. Magari vediamo il servizio e poi vediamo di ricollegarci con il senatore, così possiamo commentarlo insieme.
Una volta appunto entrata in vigore la legge quadro, a prescindere da impicci che possono sorgere, impugnative dalla stessa, sospensione di attività e via di questo passo, può essere avviato il confronto fra la regione che chiede e il governo. È uno dei 60 membri della commissione cassese Mario Bertolissi, costituzionalista friulano con studio padovano, tra i padri di questa legge. Bene l'approvazione, anche se di giornata storica preferisce che siano i posteri a parlare. A chi anche in queste ore ha sventolato la Costituzione in aula ribadisce puntuale: l'autonomia non crea alcun rischio. Non penso affatto che corra un rischio la nostra Costituzione. Se vuole aggiungo anche due cosette che però dovrebbero far riflettere. Se pensiamo al fatto che l'Italia ha così grandi differenze, l'ho accennato anche prima, chiediamoci perché queste differenze continuano ad esserci. Queste differenze, tra l'altro, sono gigantesche per quel che riguarda la fiscalità. Vi pare possibile che, come ha scritto di recente Alberto Brambilla, il 5% si sobbarchi praticamente tutte le spese che contano in questo paese, il 5% dei contribuenti? Io penso che questo sia uno scandalo enorme e sia una violazione strutturale della Costituzione. Ci siamo trovati di fronte 1000 volte a situazioni di questo genere. Colui che non ha pagato il tributo ha ottenuto l'erogazione di tutte le prestazioni e servizi gratis, ma non solo, avvantaggiandosi anche di bonus ed altro. Il povero Cristo che prende 1.000 euro al mese ha concorso per sostenere anche queste altre spese. Mi domando, ma non si dovrebbe scendere in piazza per questo? Non è minata la Costituzione, il patto costituzionale in radice per queste ragioni? E potrei continuare a aggiungerne altre per dire che se vogliamo proprio mobilitarci, mobilitiamoci con quella che rappresenta la violazione più plateale, essenziale, direi insopportabile di ciò che presiede a una vita civile, perché noi attraverso la povertà certe volte di coloro che vivono al limite garantiamo il sostentamento e l'erogazione di prestazioni di coloro che si sottraggono al dovere di concorrere alle spese pubbliche. Quindi nessuna preoccupazione della fiscalità regionale. Pensi lo Stato a mettere a posto la sua? Io per la verità la sto aspettando da quando ho fatto l'esame di diritto tributario, e cioè dal 1972. Vediamo se siamo riusciti, ecco senatore, non so se ha sentito almeno le parole di Mario Bertolissi che dice nessun rischio per la Costituzione. Sì, mi dispiace per l'interruzione del collegamento. Innanzitutto ho sentito le parole finali del professor Bertolissi, che è una persona che stimo, ma devo dire che non sono d'accordo con le sue parole. Questa autonomia differenziata secondo me scontenta tutti, dovrebbe scontentare anche il professor Bertolissi, perché in realtà cristallizza le diseguaglianze tra nord e sud e non soddisfa chi crede in un'autonomia cooperativa equilibrata in un rapporto tra Stato e regioni come me, e non dovrebbe soddisfare nemmeno chi pensava che l'autonomia sarebbe diventata una terra promessa, magari con la trattenuta dei 9 decimi del residuo fiscale, il cosiddetto residuo fiscale. Io non penso che sia la nostra Costituzione, lo penso per il premierato, fortemente a rischio con questo disegno, ma penso che lo sia la tenuta del nostro Paese e in prospettiva, come dicevo prima, i conti pubblici che rischierebbero di avere un colpo durissimo se questa riforma dovesse essere approvata. Ma abbiamo ancora qualche problema di collegamento, non l'abbiamo sentita nell'ultima parte. Ecco, Va bene, chiedo scusa di nuovo, non capisco.
Ecco, senatore, per chiudere insomma questa finestra sull'autonomia, dove prima le chiedevo, la Lega insomma l'ha definita una giornata storica per il Veneto. Veramente l'ha definita sì la Lega. Zaia è una cosa che sta riguardando molto il Veneto, che viene utilizzata come una bandiera da sventolare in questo momento, ma non mi pare che abbia lo stesso interesse nemmeno nel resto della Lega. La Lega si è fatta, diciamo, rappresentare da Bannacci nel corso delle ultime elezioni europee, non mi pare che abbia mai parlato di autonomia, anzi che sia assolutamente distante da questi concetti. E mi pare che le altre forze politiche del centrodestra nemmeno esprimano entusiasmo in questo senso. Vedo che i governatori del sud pongono problemi, che parecchi dei parlamentari di Forza Italia non l'hanno votata. Insomma sì, rimane un risultato di Zaia che credo però non vedrà mai applicato, perché ci vorranno degli anni e io penso che nemmeno si applicherà, può continuare la propaganda, ma sicuramente non c'è nulla di realistico. Senatore, cambiando argomento, proprio dopo la lasciamo, non so se ha visto, insomma, nella Marca 2 incidenti mortali, a Venezia un altro ieri sera a perdere la vita una ventenne ed oggi insomma sempre per parlare proprio di stragi, quella di Mestre, dove insomma la Procura ha chiesto la rimozione di tutte le transenne che c'erano, il guardrail, per riposizionare insomma guardrail più sicuri, questo per chiudere anche quel capitolo purtroppo terribile che è accaduto nel veneziano. Sì, non c'è dubbio, è bene che la giustizia faccia il suo corso, si individuino tutte le responsabilità, si faccia chiarezza, così come lei ha fatto bene a mettere l'attenzione su questi temi che purtroppo riguardano fortemente la nostra realtà e che richiamano tutti ad una maggiore attenzione del codice della strada, ad una maggiore educazione, ad una maggiore prevenzione della sicurezza che possa evitare ciò che troppo spesso è avvenuto anche nella nostra regione. Nonostante insomma pene comunque più dure per quanto riguarda insomma chi viene trovato con un cellulare in mano o gli incidenti stradali che sono insomma immortali, ci sono gli omicidi stradali, eppure davvero troppe le vittime della strada. Nelle ultime 24 ore solo tra Venezia e Treviso ce ne sono stati tre morti. Eppure si può fare qualcosa di più secondo lei? Sì, davvero troppi, come lei ha giustamente detto, e questo non può che ovviamente provocare in tutti noi sentimenti di dolore, di solidarietà, però poi questo non è sufficiente, come dicevo prima ci vuole un maggiore rispetto delle regole e ci vogliono maggiori controlli e ci vuole una cultura anche della sicurezza da insegnare fin dai più giovani per evitare che appunto il non rispetto delle regole possa determinare incidenti e situazioni di questo tipo. Proprio un'ultima opinione, non so se l'ha saputo, a Verona c'è stata una lite tra giostrai e un omicidio e un tentato omicidio, un giostraio è morto, un altro è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, insomma è una situazione che preoccupa anche i cittadini. Loro erano lì per una sagra, per una fiera. Sì, naturalmente anche su questo forze dell'ordine, gli inquirenti faranno chiarezza. Non c'è dubbio che noi abbiamo un problema anche di sicurezza nelle nostre città e questa sicurezza interessa particolarmente i cittadini che ogni giorno lavorano, che vivono
in quelle città, c'è bisogno di aumentare la presenza delle forze dell'ordine, c'è bisogno di aumentare l'attività repressiva e di controllo e naturalmente anche in questo caso di aumentare le forme di prevenzione tramite appunto il controllo del territorio. È una grande sfida questa che riguarda le nostre città che io penso dovrà diventare sempre più centrale nelle politiche del nostro paese e della nostra regione. Anche per aumentare la percezione di sicurezza, perché è una delle cose che chiedono maggiormente i cittadini. I cittadini lavorano, vogliono vivere nelle proprie città, poterle abitare, risiedere e talvolta questo diventa impossibile e quindi quella della sicurezza e anche della percezione della sicurezza è una priorità che determina peraltro la coesione civile, la possibilità di avere delle città che siano anche delle comunità. Senatore, la ringrazio davvero. Grazie a voi, grazie. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Noi andiamo a Cornedo Vicentino, il sindaco Lanaro costretto alla querela per le offese sui social e volantini, ce ne parla la nostra Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina. Una tornata elettorale infuocata a Cornedo Vicentino, dove è stato riconfermato l'ex sindaco Francesco Lanaro, ma tornata elettorale che porta con sé degli strascichi. Infatti il sindaco neoeletto ha deciso di sporgere querela per le offese sui social e sui volantini che erano comparsi negli ultimi mesi. Francesco Lanaro ha deciso di denunciare per diffamazione 6 utenti e anche il suo ex vice sindaco Angelo Frigo, raggiunto dagli insulti, chiede la presa di posizione del Consiglio Comunale. Sentiamo insieme il commento del sindaco. Ho voluto attendere la fine della campagna elettorale per non esasperare ulteriormente gli animi che mi hanno visto attaccato in questa campagna elettorale personalmente, anche con delle prese in giro a cui ho sempre voluto sorvolare. Però a chiusura della campagna elettorale ho ritenuto di fare 2 segnalazioni alla Procura della Repubblica di Vicenza e al procuratore. La prima ha a riguardo un volantino anonimo che girava via WhatsApp con all'interno delle considerazioni sbagliate, delle considerazioni false, a tratti anche diffamatorie nella mia persona. In questo caso la querela è stata depositata contro ignoti, anche se ho suggerito alla Procura della Repubblica alcune mie considerazioni su chi può esserne l'autore. E la seconda invece è una querela nei confronti di 6 persone che hanno scritto delle frasi diffamatorie, molto ingiuriose nei miei confronti sui social e questo ho ritenuto doveroso anche fare questo perché io capisco, comprendo e accolgo tutte le critiche politiche e amministrative, anche le più dure, ma non accetto che venga attaccato il mio mondo di valori e la mia moralità e per questo ho deciso di segnalare queste 6 persone alla Procura della Repubblica di Vicenza al quale ho demandato le indagini quindi e il riscontro che poi si avrà. Auspico che la nuova minoranza che siederà in Consiglio Comunale su mia precisa domanda su quale sarà l'atteggiamento nei confronti di queste considerazioni fatte nei miei confronti e spero veramente che ci sia una presa di posizione anche della nuova minoranza per questi atti che non vanno più tollerati. I social sono dei canali molto potenti di comunicazione, ma bisogna anche essere consapevoli che non ci si può nascondere dietro una tastiera per offendere il sindaco e per offendere e diffamarlo in maniera grave e aggravata come è successo. Ed ora andiamo a Padova per un'operazione della Guardia di Finanza su truffe e riciclaggio. Ce ne parla, lo vedo già pronto, il nostro Federico Fusetti. Federico, buongiorno.
Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Siamo appena usciti, io e Federico Cibotto, dal comando provinciale della Guardia di Finanza che vedete alle mie spalle. Siamo in centro a Padova, un'operazione internazionale. Cerco di essere chiaro perché è molto complessa, importante ma complessa, e insomma stasera poi nei notiziari cercherò di essere ancora più chiaro nel servizio, avvalendomi anche delle parole del procuratore generale di Padova che era presente, quindi a testimonianza insomma dell'importanza dell'operazione. Cosa è successo? È un'operazione internazionale, i reati sono truffa, riciclaggio e altri reati gravi. Parliamo di diritto bancario internazionale, parliamo di finanziamenti, parliamo tra l'altro di somme molto consistenti. Ci sono delle vittime che sono degli imprenditori e un gruppo di professionisti del diritto internazionale che individuavano queste vittime e praticamente proponevano di ottenere dei finanziamenti molto alti, anche 200 milioni di euro, in cambio di una percentuale che veniva versata da queste vittime, anche 2-3 milioni a testa da parte degli imprenditori. I truffatori dicevano poi ci pensiamo noi, accediamo a questi finanziamenti internazionali, abbiamo dei titoli di Stato, ad esempio belgi, che poi si sono rivelati falsi, insomma una serie di garanzie, ma i finanziamenti poi alla fine non arrivavano. Le vittime chiedevano la restituzione delle somme anticipate e lì praticamente questi truffatori dicevano no, non si può più toccare quello che mi hai dato perché adesso siamo sotto l'occhio dell'ente internazionale che sta controllando, e i soldi alla fine sparivano. Quindi parliamo di finanziamenti anche di 200 milioni per imprenditore che sperava di avere per le sue attività dell'azienda, e vittime che hanno anticipato 2, 3, anche più milioni di euro. Ci sono 3 persone in carcere, la mente comunque il punto di riferimento di questa associazione è un avvocato padovano. Le vittime non sono padovane, le vittime vengono da tutto il mondo, Canada, Messico, Stati Uniti. 3 persone in carcere, 4 agli arresti domiciliari e altre persone per arrivare a 11 che hanno degli altri o il divieto di dimora o firma in questura, quindi altri provvedimenti cautelari. Stasera spero di riuscire a essere ancora più chiaro di questo, ma insomma per il momento ho cercato di fare del mio meglio. Daniela, a te la linea. Grazie davvero a Federico Fusetti, grazie anche a Federico Cibotto per questo contributo. Ovviamente avete sentito ulteriori particolari di questa operazione, importante operazione della Guardia di Finanza di Padova su riciclaggio e truffe nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto alle 18:30. Ed ora andiamo, parlando sempre di cronaca, andiamo nel veneziano. 5 giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati per il violento pestaggio di un autista ACTV avvenuto annuale all'alba del 26 maggio. I carabinieri di Scorzè li hanno individuati grazie a testimonianze e riprese video. All'alba del 26 maggio avevano picchiato il conducente di un autobus ACTV della linea annuale Venezia in una maniera talmente violenta che lui aveva persino temuto di morire. Era stata un'aggressione brutale nella quale il malcapitato autista aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 8 giorni e una grandissima paura. I carabinieri di Scorzè hanno denunciato 5 giovani, tra cui un minorenne, ritenuti i presunti responsabili del pestaggio. Grazie alle testimonianze raccolte da chi era presente e da un'attenta analisi delle riprese video realizzate da alcuni passeggeri. Il quintetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica Lagunare presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, in quanto gravemente indiziato di lesioni personali, danneggiamento aggravato, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Dopo una serata in discoteca e verosimilmente in preda ai fumi dell'alcol, erano saliti a bordo dell'autobus ed avevano iniziato ad infastidire l'autista, scagliandosi poi contro la paratia divisoria in plexiglass della sua postazione, insultando, minacciando e aggredendolo fisicamente. Poi, dopo aver danneggiato ed aperto le porte del veicolo, costringendo l'autista a fermare l'autobus, i giovani erano riusciti a guadagnarsi la fuga. Poco dopo l'aggressione, la vittima aveva raccontato quella terribile esperienza ai nostri microfoni. Ho avuto paura che dopo i pugni tirassero fuori un'arma da taglio e mi colpissero con quella. C'è da avere paura. C'è andare a lavorare con la paura di venire aggrediti così, meglio fare un altro lavoro. Ed ora torneremo a collegarci con il nostro Christian Arboit che ci racconta un'altra vicenda che riguarda Treviso, un ultra che è stato fermato in Germania durante la partita, se non sbaglio, Italia-Albania.
Cristian, a te la linea. Esattamente così, Daniela, buongiorno di nuovo da Treviso. Abbiamo cambiato location da Viale Europa con Nicoletta Rizzetto. Ci siamo portati in questura dove si è appena conclusa una conferenza stampa a lampo da parte dei vertici della polizia trevigiana. Questo perché c'è un dato abbastanza eclatante. Per la prima volta è stato somministrato, è stato di fatto diramato un DASPO di natura europea nei confronti di un cittadino trevigiano, un ragazzo di 25 anni che sabato sera si trovava a Dortmund poco prima della partita Italia-Albania. Gli scontri che non ci sono stati solo per un caso, solo per un soffio tra tifoserie, perché sono stati per l'appunto fermati in tempo da un'operazione congiunta della polizia tedesca con la polizia italiana. Sono 67 i cittadini italiani fermati, quasi tutti giovani, appartenenti a vari gruppi di ultra di tutta la penisola, tra loro per l'appunto il trevigiano, questo trevigiano di 25 anni che con sé aveva un coltello, non solo, era anche travisato, quindi con tutta evidenza, dicono dalla polizia, era pronto a combattere, era pronto a partecipare appunto a degli scontri, a dei tafferugli. Da qui l'operazione congiunta polizia mitteleuropea tedesca con polizia italiana. Il 25enne quindi è stato subito individuato, si è capito che era uno noto anche senza precedenti, comunque un appartenente alla tifoseria del Treviso Calcio, e per lui nella serata di ieri appunto è stato emanato questo DASPO europeo della durata di 2 anni. Che cosa significa? Significa che questo giovane trevigiano per 2 anni non potrà partecipare a nessuna partita di calcio e a nessun evento sportivo, non solo nella marca trevigiana, non solo a Treviso, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Questo sulla scorta di una novità normativa che permette per l'appunto un'azione congiunta di tutte le polizie europee. Quindi è un provvedimento abbastanza eclatante, forse il primo del suo genere sul territorio. Per questo con Nicoletta Rizzetto ti abbiamo chiesto nuovamente la linea. Ovviamente questa sera daremo tutti i dettagli nei corsi del nostro telegiornale. Daniela, con Nicoletta Rizzetto da Piazza delle Istituzioni per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero Cristian Arboit. Noi andiamo avanti e con un altro incidente avvenuto questa mattina alle 10 sulla tangenziale di Mestre, che ha coinvolto 2 mezzi pesanti e un'auto, bloccando il transito di tutte e 3 le corsie. Ferite 2 persone, prese in carico dal personale del SUEM intervenuto sul posto con ambulanza automedica. L'incidente si è verificato al chilometro 13+100 in corrispondenza degli svincoli di Miranese in direzione Milano. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete in servizio di assistenza e presegnalazione. Per consentire le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e ripristino della viabilità, il centro operativo di Cava ha disposto la temporanea deviazione del traffico sull'uscita miranese con successivo rientro in tangenziale attraverso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Si sono registrati fino a 6 km di coda. Ed ancora cronaca, questa volta dal Trevigiano. La morte di Filippo Simeonato rimane per il momento avvolta nel mistero. È stato intanto fissato il funerale del 18enne trovato senza vita dalla madre. L'ultimo saluto domani alle 15:30 nella chiesa di Casale. L'esame autoptico eseguito dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto non ha chiarito la causa del decesso del 18enne Filippo Simeonato. Saranno decisivi i test tossicologici che scioglieranno ogni dubbio su questa morte improvvisa, ma per avere delle risposte bisognerà attendere alcune settimane. Il ragazzo è stato trovato dalla madre il 12 giugno scorso senza vita nella sua camera da letto. Accanto c'erano alcune bottiglie di birra e farmaci che Filippo prendeva abitualmente. Il 18enne, infatti, con qualche problema di fragilità, da tempo era in cura con una terapia. Il sospetto degli inquirenti è quello di un mix di farmaci, alcol e altre sostanze, un'intossicazione che gli avrebbe provocato un arresto cardiaco non lasciandogli scampo. La procura ha subito aperto un fascicolo senza indagati per morte come conseguenza di altro reato, un atto dovuto per permettere di avviare le indagini da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Rimane sotto sequestro anche il cellulare di Filippo, che sarà visionato e consentirà ai militari dell'Arma di ricostruire le
le ultime ore e i contatti del giovane. Nel frattempo il pubblico ministero ha dato il nulla osta per il funerale, restituendo la salma alla famiglia. L'ultimo saluto a Filippo verrà celebrato venerdì 21 giugno alle 15:30 nella chiesa di Casale. Rimane lo sconcerto per la morte ancora inspiegabile di Filippo, una comunità sotto shock che si è stretta attorno alla famiglia del 18enne. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, lasciamo la cronaca perché parliamo adesso di un argomento insomma più lieto, più carino, perché è stata recuperata una chiesetta che si trova all'interno della casa per anziani Tomitano Bocassino, e lo facciamo insieme al presidente della casa per anziani, Renzo Cestera. Intanto buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno. Insomma, una chiesetta, un simbolo importante. Beh, è un simbolo e direi ha un significato importante, perché rientra un po' nella nostro modo di prendersi cura degli anziani, mi passi il termine, in modo olistico, nella sua interezza, e quindi anche la parte spirituale, visto che parliamo anche di persone che la parte spirituale hanno comunque una importanza maggiore, è per noi molto ma molto rilevante. Quindi al di là dell'aspetto normale della cura, di prendersi cura delle persone, l'aspetto spirituale come l'aspetto umano per noi è quello che poi fa la differenza. Ecco, è stata recuperata come questa chiesetta? Beh, il bello è che è stata recuperata da dei volontari, quindi tutte le opere che sono state fatte, direi anche importanti, perché è nata un po' così in sordina e poi si è rivelata veramente un intervento importante, fra l'altro curato dall'architetto Dalla Mora, sì, che è anche disability manager nel vicino ospedale riabilitativo di Motta, e dicevo è tutto frutto di donazioni e di lavoro di volontariato di persone che hanno messo a disposizione il loro tempo. Ecco, e sabato? La chiesetta, poi, per aggiungere un ulteriore elemento importante, verrà titolata alla Beata Madre Clelia Merloni, che è fondatrice delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, che hanno avuto una presenza per ben 110 anni a Motta di Livenza, nella parrocchia, nella casa per anziani, nell'asilo e nel vicino sempre ospedale. Quindi ha un significato che arricchisce quello che è l'intervento. Fra l'altro verrà deposta anche una reliquia, perché oggi la madre Clelia Merloni è beata. Quanto tempo ci avete messo per riuscire a recuperare, riportare alla luce questa chiesetta? Beh, allora l'idea nasce ancora nel 2018, poi per ovvi motivi di Covid, poi è stata lasciata sul cassetto. Poi le chiederò proprio questo, come sta andando poi dopo. Sì, bene. E quindi è nata nel 2018, poi un annetto fa è stata ripresa perché poi nei periodi che alla fine è durato circa 3 anni, il periodo di Covid, è stata lasciata lì, e da circa un anno che ci stiamo lavorando. Quindi fra l'altro vedo lì, ci sono delle pareti importanti. Faccia conto che c'è una parete che fa più di 10 metri per 3, per dare l'idea, e sono stati realizzati dei dipinti da una artista di Padova che si chiama Roberta Contiero, che rileggendo un po' la storia di Madre Clelia, ha voluto così poi trasformare in dei dipinti proprio dei valori, dei valori fondanti di Madre Clelia Merloni e dell'istituto che lei poi ha fondato. Gli anziani, alla vista di questa chiesetta? E allora io le faccio un esempio quanto sia importante l'aspetto spirituale. Io lo chiamo aspetto spirituale, religioso. Io poi continuo a far vedere queste bellissime immagini della chiesetta, eccola qua. L'aspetto spirituale, noi abbiamo la fortuna anche di avere la vicina Basilica Madonna dei Miracoli a Motta, e abbiamo avuto l'onore nella fine maggio di avere una giornata la presenza proprio della statua della Madonna dei Miracoli, e le scene sono state alquanto toccanti e importanti, e quindi da lì si vede quanto sia importante l'aspetto religioso, che fa parte, come dicevo prima, proprio
mi passi sempre in termini passati, ha un'azione terapeutica su queste persone. Quindi al di là dell'aspetto religioso, ma anche c'è un aspetto proprio nel cercare di dare comunque un'opportunità a queste persone perché diciamo vivano nel miglior modo questo spazio di vita, che è uno spazio importante ed è anche uno spazio che, come sappiamo tutti, è uno spazio dove si fa anche un po' un riassunto un po' della vita, quindi l'aspetto spirituale. E vorrei aggiungere anche che non è solo per gli ospiti, ma anche per i familiari che vivono indubbiamente. Aperta anche ai familiari? Assolutamente, perché anche loro vivono, direi, comunque una fase importante quando ci danno in affido i loro cari. E anche direi anche per il personale, perché alla fine il personale è sempre a contatto con quella che è una fase della vita che comunque di sofferenza stiamo parlando e di una fase importante. Quindi direi che è un luogo che serve per tutti quanti, poi abbiamo i volontari, insomma, e poi chi vorrà anche comunque usufruirne per altri motivi, insomma. Ecco, ricordiamo i 2 appuntamenti. Gli appuntamenti sono sabato 22 giugno e alle ore 20:30 ci sarà la proiezione nel giardino esterno di un film dedicato alla Beata Madre Candida Merloni e ci sarà la presenza di Paolo Damosso, che è un regista, insomma, affermato in questa tipologia di filmati, e quindi anche ci dirà come mai è nato questo film e ce lo spiegherà meglio. Quindi è comunque una presenza importante. Ci sarà anche una delegata della Madre Generale di Roma sempre dell'Ordine. E poi domenica 23 giugno inizieremo alle 9:30 con la celebrazione della Santa Messa in presenza del Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, per poi spostarci a fine messa e fare tutto quello che sarà per la titolazione e questa riapertura. Ecco, questo insomma per quanto riguarda questa chiesetta importante che si trova proprio all'interno della struttura. Io volevo anche parlare, lei mi diceva insomma l'importanza non solo di guardare l'aspetto per quanto riguarda gli ospiti che voi avete, insomma non solo l'aspetto che penso sia un po' scontato, quello insomma di tenerli, di curarli, di aiutarli, ma anche quello di umanizzare le strutture. Ma io sono un imprenditore, provengo proprio io dico sempre che lo scambio equo va bene, quindi pulire le persone, dargli da mangiare, farle star bene è il minimo che possiamo fare. Ecco. Però noi dobbiamo non sempre purtroppo è così, ma questa è la cosa più importante. Quello che certo. L'indirizzo che c'è. Noi dobbiamo andare in abbondanza di che cosa? In abbondanza di umanità, perché è lì che facciamo la differenza, perché c'è tanto bisogno e perché proprio e la chiesetta va proprio in questa direzione. Quindi è vero che anche il modo con cui si dà da mangiare è diverso, con cui si pulisce una persona, con cui si interagisce con una persona. Quindi il lavoro, mi passi, importante e grosso che bisogna fare in tutte le persone che frequentano la casa, e sono più di un centinaio, è proprio di stimolarle ad avere questo atteggiamento, questo modo di fare, di prendersi cura, che va oltre, mi passi, all'ordinario, che è già complesso, perché poi sappiamo che i casi che arrivano sono sempre più complessi. Anche perché insomma nella struttura ci sono persone fragili, ecco, questo assolutamente, sono sempre più fragili. Io sono da 6 anni e vedo già in 6 anni che le situazioni delle persone che entrano nella casa non sono le stesse di 6 anni fa, perché la popolazione aumenta, le persone arrivano con patologie più importanti, arrivano anche persone più giovani, e quindi il lavoro già di per sé è molto importante, però la differenza non la facciamo sull'ordinarietà, la facciamo su quello che va oltre, quindi sotto l'aspetto umano, e l'aspetto spirituale si incastra perfettamente perché c'è un gran bisogno. Ecco, io volevo anche chiederle, insomma, lo sappiamo bene, ne abbiamo parlato tantissime volte, insomma, il Covid è stato insomma una parentesi difficilissima per tutti,
per i giovani, ancora più difficile per gli anziani, ancora più difficile nelle case di riposo, si è vissuto un momento davvero complicato. Com'è cambiato rispetto a quel periodo? Ma guardi, forse allora il Covid per chi l'ha colta è stata una grande opportunità, perché ritorno, non vorrei essere pesante, proprio l'aspetto umano per chi l'ha colto oggi ha un valore maggiore. Non è che non l'avesse prima, ma forse se lo viviamo come un momento che ci fa riflettere sulla parte, diciamo, umana, quindi di relazione tra le persone, quanto sia importante, è stato un grande insegnamento. E com'è cambiato rispetto a... è cambiato in qualche maniera? Ma tutto sommato non è cambiato, insomma, è cambiato perché gli ospiti sono sempre più compromessi, quindi è aumentato il carico di lavoro per il personale e questo è cambiato. Senta, dunque questa è stata un'iniziativa importante che avete portato a termine, insomma, negli anni, perché come ci diceva è iniziata l'idea anni fa. Ci sono immagino progetti, iniziative Ma guardi, noi stiamo sviluppando un piano, perché diciamo questo Consiglio di amministrazione è stato rieletto nel 2023, stiamo strutturando un piano che vede oltre, quindi diciamo l'analisi di quello che sarà il mondo degli anziani lo sappiamo tutti, l'abbiamo fatta, ora stiamo in collaborazione con gli enti preposti, perché poi noi siamo un ente pubblico e comunque facciamo parte di un sistema giustamente che ha i suoi programmi, cerchiamo di far sposare quelli che sono i bisogni del territorio con i programmi delle istituzioni per dare appunto un futuro alla casa. Esatto, quindi 3 progetti che magari vi stanno maggiormente a cuore. Io penso che siccome, ahimè, le malattie mentali degenerative, qui prendo un po' dentro tutte questo tipo di malattie, sono sempre in incremento, penso che il focus sarà molto lì e sarà anche trovando sistemi di cura che anche qua non siano meno, diciamo, di costrizione, ma che siano più umani, quindi l'utilizzo anche di tecnologie. Quindi ad esempio adesso ci arriverà un proiettore con un investimento importante, con delle immagini dove queste persone, mi passi sempre il termine, giocano proprio per scaricare i loro momenti difficili che hanno. Questo per quanto riguarda la tecnologia. Abbiamo già su un nucleo tappezzato con un certo, diciamo, criterio le pareti, proprio perché ci siano delle pareti che diano distensione, diano serenità ai nostri ospiti, ma dall'altra parte ci vuole un'attenzione sempre maggiore umana, quindi degli operatori in particolare, di tutte le persone che ci sono all'interno, proprio che non vada verso le costrizioni farmacologiche piuttosto che fisiche, ma che vada a trovare soluzioni diverse proprio, e questo, tutto l'aspetto che le dicevo prima, umano e spirituale, si inserisce molto bene. Quindi insomma, per ricapitolare, insomma, i vari progetti i più importanti sono quelli che coinvolgono le persone, sì, o comunque insomma tutte le patologie che in questo momento sappiamo che sono in aumento, dall'Alzheimer ad altre patologie simili. Sì, direi che questo è più, ci sarà sempre un servizio che va verso il territorio, non più quindi le persone che vengono nella casa, ma le case che vanno verso, quindi l'apertura delle case degli anziani. Ma quindi un servizio che deve necessariamente attendere a lasciare gli anziani nelle loro case, quindi ci vorrà un rafforzamento di questo, ma non è solo nei miei programmi, è nei programmi, quindi stiamo parlando di telemedicina, stiamo parlando comunque di attività che vengono poi fatte in loco, in modo che l'anziano più sta a casa e meglio è, insomma, questo
Senta, per lui in primis, quindi, certamente. Senta, noi abbiamo parlato anche spesso della mancanza a volte, ne parliamo anche con l'ULSS, mancanza di medici, mancanza di personale sanitario, mancanza di infermieri. Com'è la situazione nelle case di riposo? La situazione non è brillante. Non è brillante perché mancano operatori, mancano infermieri, penso che sia noto a tutti. Sì. E però la lamentela non è mai una strategia e quindi direi che anche qui, siccome la casa deve essere attrattiva, perché il concetto di andare in abbondanza vuol dire che la casa è attrattiva per gli ospiti e per i familiari, l'attrattività deve essere anche per le persone che ci vengono a lavorare. Quindi clima, io lo chiamerei clima aziendale, ma clima della casa, e comunque anche delle forme incentivanti per le persone che ci lavorano, che vengono premiate, visto che comunque sia gli stipendi non sono brillanti. Ma quante unità di personale mancano? Ma adesso allora, mancano continuamente, faccia conto che noi su 100 persone penso che mediamente 4-5 persone le stiamo cercando continuamente, insomma. Perché poi le persone preferiscono altre situazioni dove magari soprattutto medici, infermieri? Ma guardi, noi sotto l'aspetto medico penso, non vorrei dire che siamo l'unica in provincia di Treviso, perché ci sono strutture molto più grosse che hanno dinamiche diverse, ma abbiamo una peculiarità che è un direttore sanitario, un geriatra che ha 50 ore a settimana, e quindi utilizziamo pochissimo dei medici esterni, perché abbiamo questa figura importante, è stata fatta una scelta circa 2 anni fa e i risultati si vedono, ma non perché gli altri medici, che erano 5 medici, siano stati, passatemi i termini, scadenti, ma per il fatto che un medico che fa qualche ora su una struttura non può dare il servizio di una figura professionalmente preparata nello specifico e che è tutta la settimana all'interno della struttura. Ecco, io magari, se la regia riesce a mandarcelo in onda, guarderei insieme uno dei progetti, parlando proprio di progetti di case di riposo, ma anche della Città della Speranza, che è una ricerca della Fondazione che ha vinto un premio istituito dalla Camera di Commercio di Milano sull'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale per le terapie dei pazienti affetti da linfonomi aggressivi. Umanizzare le cure e personalizzarle, questi i 2 temi principali per la Fondazione Città della Speranza, che guidano la ricerca dei piccoli malati. La chiave di lettura di tutta la ricerca è la ricerca traslazionale, quindi quella ricerca che va direttamente al letto del bambino, quindi il bambino è il centro del nostro mondo, tutto si fa perché il bambino possa diventare grande. Tra i percorsi per umanizzare le cure c'è anche il progetto che prevede l'utilizzo nel reparto di oncoematologia pediatrica di animali, nello specifico di cani, interventi assistiti, pensati e realizzati in collaborazione con l'Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Venezie. L'obiettivo è quello di integrare il servizio di interventi assistiti con il cane, in particolare in questo caso stiamo parlando di una attività assistita nell'ambito del programma di umanizzazione delle cure previsto dalla unità operativa complessa della professoressa Biffi, oncoematologia pediatrica dell'azienda Ospedale Università di Padova. Ma Città della Speranza è anche ricerca personalizzata, appunto, come quella premiata dalla Camera di Commercio di Milano, che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per i pazienti pediatrici affetti da linfomi gravi. Quello che ci proponiamo di fare è poter analizzare una quantità di dati genetici, clinici, molecolari per ogni paziente, grazie appunto a degli algoritmi utilizzati e previsti dall'intelligenza artificiale, e arrivare quindi poi ad una terapia che possa arrivare a prevedere il rischio di tossicità di un determinato trattamento e anche il rischio di ricaduta del bambino affetto da queste patologie. Una grossa... Dunque avete sentito progetti importanti, noi siamo arrivati davvero in chiusura di questa nostra prima edizione, quindi io ho visto che ci ha portato anche un libro. Sì, assolutamente, è un libro che è stato presentato
2 anni fa proprio sulla casa, e penso che il titolo Casa di Vita per la Vita riassuma un po' quello che ci ha detto. Un modo di prendersi cura delle persone anziane, che ne facciamo proprio un cavallo di battaglia all'interno della casa. Insomma, e quindi questo è per lei. Grazie davvero. Io ringrazio i telespettatori, ringrazio Mattia Pizzaia che ci ha seguito e Tony Esposito, e a me non rimane che ringraziare anche Renzo Cestare per essere stato con noi. Vi ricordo l'appuntamento domani, subito dopo il meteo e la pubblicità, e poi il nostro consueto film. Grazie, arrivederci. Buona giornata a tutti.